posso farcela io con il mio controllo, ma quando siamo ovviamente 3000 uomini contro 400 è inutile combattere, dico, va. Anche se sono 400 galline, si buttano addosso 3000 galline, si buttano addosso, li ammazzano a 400 uomini, dico, va. Non è che ci vuole granché. Però Ovidio, belle le metamorfosi del nostro Ovidio. Allora, questo, ragazzi, il sistema è la nuova, diciamo, interfaccia di battaglia di Attila Total War, è molto simile a quella di Rom. Qui abbiamo una nave che è pronta a sbarcare perché contiene, credo, dei lupi marini, 48, anzi no, più che altro, ragazzi, io con questa galea possiamo attaccare, possiamo fare fuoco, estingui incendio, velocità sullo spegnimento delle fiamme. Più che altro non so cosa fare con questa nave perché ha 48 uomini. Non è che marinai, è una galea proprio leggera, d'attacco ravvicinato. Questi quanti uomini hanno? Galea 51, 54, quindi potremmo tentare solo... Ecco, non credo che l'idea giusta è quella di farli scendere. Però purtroppo non siamo barricati. Ah, abbiamo una barricata sola. Perfetto. La barricata la possiamo mettere, ragazzi, dove vogliamo. Per esempio qui sarebbe perfetto. Allora, a quanto pare loro non possono attaccarci da più di 2 fronti, se non sbaglio, e questo è un bene. Quindi, ragazzi, ci trincereremo proprio qui dentro. Allora, peccato che la barricata non la possiamo mettere qua, però va bene. Gli arcieri sono importantissimi, per esempio, allora loro attaccheranno di là. Non vedo da dove arriveranno le truppe a terra, però io intelligentemente mi piazzo qua per adesso. Poi li sposto gli arcieri. La cavalleria è importante, la lasciamo qua fuori, ce la regoliamo noi. Per sicurezza metto, ma solo per sicurezza. Abbiamo solo un'unità di lancieri, maledizione. Vabbè, un'unità di lancieri la metto a guardia di queste zone e un'unità gli esploratori, che sono anche veloci nella corsa, eccolo qua, li mettiamo qui. E le 2 unità principali d'attacco le mettiamo qua. Allora, ragazzi, vi faccio vedere un po' le nostre unità, la grafica del gioco da più vicino. Abbiamo i corti, che è una fanteria pesante, leggera a sinistra, hanno una grande armatura, possono bloccare i proiettili, ottimi danni nel corpo a corpo. I lancieri sono sempre pesanti, però sono ottimi contro la cavalleria, come ben sapete. Hanno una difesa più scarsa dei corti, però anche loro riescono a bloccare proiettili, un'ottima armatura. Gli esploratori invece hanno più attacco, diciamo, dei nostri, diciamo, meno attacco dei nostri corti, però sono molto veloci, come vi ho detto, e sicuramente hanno l'abilità di individuazione delle unità, però sicuramente i danni li possono subire dalle unità da tiro. I nostri sagittari possono scoccare 4 tipologie di frecce diverse, infuocate, pesanti, assordanti e normali, con le varie caratteristiche che analizzeremo più avanti. La modalità schermaglia la conoscete, la modalità precisione per aumentare la precisione. La cavalleria, una cavalleria leggera, corpo a corpo, simile alle nostre cavallerie leggere di Shogun 2. Iniziamo. La capacità di un'unità di preservare coraggio e disciplina durante una battaglia dipende dal livello del morale, un parametro che rappresenta l'orgoglio e la fiducia nelle proprie abilità. Il morale aumenta con l'addestramento, l'esperienza e la presenza di un generale carismatico. Ah, questi qua vogliono sbarcare. Ah, allora non conviene. Allora sbarchiamo noi. Attenzione. Allora sbarchiamo. Quindi, a quanto ho capito, loro sbarcheranno su questa costa e noi possiamo spostare la barricata. Purtroppo l'abbiamo messa da una parte che non ci interessava. Però i lancieri li possiamo spostare qui, per esempio, ragazzi. Guardate, li possiamo mettere qua i lancieri. E gli arcieri su questo fronte. La cavalleria la possiamo mettere qua, per esempio. Questi li lasciamo. E i corti li mettiamo qua. Queste unità scenderanno al più presto. Ragazzi, scendete. Eccoci qua, abbiamo un'altra unità d'attacco che è sicuramente utile, quindi la portiamo dentro la città. Ecco le imbarcazioni nemiche, sono dei vandali questi, dei barbari. Eccole qua, addirittura si investono l'una con l'altra.
Ecco, sono addirittura membri delle tribù del deserto, quindi sono, diciamo, persone che provengono da paesi aridi. Vediamo di arrivare. L'impero romano d'Occidente vedrà di resistere. I Sagittari, aumentate il passo. Inizieremo con il tiro standard che aumenta il tempo di caricamento. Cioè, siamo più veloci a ricaricare, però non abbiamo gli stessi danni delle altre frecce, come per esempio le frecce a colpo pesante, che offrono un grande potere di penetrazione. Vediamo di rientrare in città, amici miei. Aumentiamo un pelino la velocità per capire cosa vogliono fare i nemici. Ehi, attenzione ragazzi, attenzione, ma non me ne ero accorto. Questi qua, cioè pensavo che sono da un lato. Ragazzi, ma qua guardate delle gran cavallerie che ci stanno arrivando. Scappate. No, gli esploratori sono davvero molto scarsi, via. Dobbiamo spostare gli arcieri dietro. Mamma mia, non me ne ero accorto di queste unità. Il nemico è alle porte. Portiamo i lancieri. Non me ne ero accorto di queste unità. Via gli esploratori. Ragazzi, fate fuoco. Tiro di precisione. Vai con le lance. Vai ragazzi. Vai con le lance. Ok, li abbiamo allontanati per bene. Rimettiamoci al nostro posto. Muro di corti qua davanti, anche se non è granché. Non mi aspettavo un attacco della cavalleria completamente. I lancieri, ragazzi, dobbiamo tenere qua purtroppo. La cavalleria da quest'altra parte. Ecco che gli arcieri iniziano a far fuoco. Ragazzi, iniziate a far fuoco, mi raccomando. Per favore qui. Perfetto. Continuano i lancieri con la nostra cavalleria a combattere. Ci hanno incendiato la città, ragazzi. Qui le nostre unità di esploratori. Cerchiamo di gettarne a terra il più possibile. Qua abbiamo la fanteria del deserto. Stiamo cercando di bersagliarli. Addirittura, eccoci qua. Sono in salita, quindi sono loro in difficoltà. La cavalleria, facciamogli fare un giro. Intanto qua purtroppo dobbiamo lasciare i lancieri. Ecco che arrivano. Testuggine difensiva, ragazzi. Le unità nemiche si sono radunate e stanno tornando in battaglia. Il nostro generale è sotto attacco. Dobbiamo utilizzare tutte le nostre frecce, ragazzi, per bloccarli. Utilizziamo il colpo pesante per forare le armature, visto che sono pesanti. La cavalleria farà un piccolo giro per colpire le unità. Purtroppo la cella è barricata e non possiamo uscire, quindi la cavalleria la dobbiamo lasciare qua dentro. Con questi dobbiamo colpire questi. Una torre è stata completamente distrutta. Ragazzi, vediamo di concentrare il tiro infuocato per diminuire il morale di questi uomini. Qua, dovete sparare qua, ragazzi. Qua. Più che altro io li metterei così, ragazzi. Facciamo una cosa intelligente. Perché qua non ci interessa colpire queste unità. Qua dobbiamo farle cadere le frecce infuocate. Qua dentro. Avanti. Avanti, ragazzi, scoccate. Eccole qua.
Avanti. Buttatevi contro le lance. Che le frecce infuocate, a quanto leggo, sono buone contro la cavalleria. Io purtroppo, ragazzi, non posso uscire con questa cavalleria, perché qua c'è questa dannata barricata che mi blocca. Dovremmo uscire da questa parte, ma da questa parte è un po' dura. Proviamoci. Oddio. Portiamo qua questa unità di spadaccini. Usciamo di qua. Il nemico ci sta facendo un'imboscata. Vediamo, ragazzi, se riesco a beccarli di dietro. Ah, ce la stanno massacrando, ragazzi. Io volevo beccarli di dietro, proprio qua. Portiamo questi lancieri qui. La cavalleria l'ho sprecata, ma non potevo fare altro con questa cavalleria. Abbiamo terminato le frecce. Non c'è modo di recuperare le frecce. Magari da qualche parte ci sono munizioni. Ecco che arrivano altri lancieri. Portiamo anche gli schermagliatori qua. Li stiamo un po' allontanando, ragazzi. Anche se adesso siamo sotto il fuoco nemico, possiamo avanzare, scendere sotto. Testuggine difensiva per parare più colpi possibili. Vediamo, ragazzi, di prendere questi lancieri dalle retrovie. Così andiamo. Velocità aumentata e li attacchiamo proprio di dietro. Così sono più vulnerabili. Vedete? Così si sono costretti a suddividere le loro unità. Scendiamo con queste unità. Scendiamo sotto perché hanno schermagliatori. Abbiamo noi unità pesanti, quindi con armatura gli verrà complicata. Purtroppo arrivano altri lancieri. Usiamo la frusta. Io sto cercando, ragazzi, più che altro di fare più vittime possibili. Vediamo qua se riusciamo. Purtroppo altri uomini qua mollano, ma siamo sicuramente in inferiorità numerica. Ecco, ovviamente non ce la potevamo fare, ma da questa parte abbiamo ucciso un bel po' di uomini. Gli arcieri ne hanno uccisi 78, quindi, ragazzi, abbastanza. Quanto un'unità da combattimento corpo a corpo. Sono addirittura uomini a cammello, quindi provenienti dall'Africa. Eccoli qua. Attacchiamo, magari anche quest'altra unità. Gli schermagliatori non ce la fanno. Meglio che li portiamo via di qui. Almeno li mandiamo in salvo. Perfetto, portiamoli vicino alle altre nostre unità. Bene, torniamo qua sopra. Vediamo se i nostri schermagliatori li possiamo portare via. Eccoci qua. Scontriamoci con i lancieri. Ok, adesso forse abbiamo più probabilità di vittoria. Ma la battaglia, come vi ho detto, era già persa dall'inizio. Volevo solo fare un po' di vittime in più e farvi vedere anche le battaglie. Con qua addirittura lanciano i frombolieri, i lanciatori del deserto, contro le nostre unità. Testuggine difensiva per tutti i nostri uomini, per cercare di subire meno danni dai colpi. I nostri uomini stanno scappando. Addirittura gli avversari lanciano le loro frecce sulla mischia, uccidendo anche i loro uomini. Quindi attenzione. E ovviamente la battaglia
la perdiamo, perché potete vedere. Però ragazzi, gli abbiamo lasciato solo qualche lanciere e qualche unità da tiro. Le loro cavallerie sono state spazzate in questa... Oddio. Le unità di cavalleria sono state quindi uccise quasi tutte, potete vedere anche da questa parte. Gli sono rimasti solo lancieri e spadaccini. Quindi ragazzi, una buona vittoria da parte nostra. Gli stiamo mandando in fuga anche altre unità, guardate un po'. Glieli stiamo proprio distruggendo fino alla fine. Queste unità di lancieri, eccoci qua. Hanno solo, ragazzi, schermagliatori, quelli che ci mancavano a noi. Avevamo solo un'unità di Sagittario. Se ne avessimo avute 4 o 3, davvero li avremmo spazzati via. Eccoli qua. Bene, non credo che possiamo fare altro per adesso. Facciamogli conquistare il punto iniziale. Vediamo di mandare via. Ah, ecco, ci sono altri lancieri qua, ma purtroppo siamo sotto il fuoco addirittura nemico da quest'altra parte. Possiamo dichiarare sconfitta, però no, ancora noi continuiamo a controbattere. Ah, vi faccio vedere anche la mappa dall'alto. Vedete ragazzi, possiamo avere il controllo anche dall'alto con questa mappa strategica, tattica. Meno male che noi con questa testuggine difensiva riusciamo più o meno a avere più probabilità di blocco dei colpi. Vediamo un po'. E certo ragazzi, ormai la battaglia è perduta. I nostri uomini ormai si mettono in salvo. Ma io questa unità gliela mando contro questi dannati arcieri. Li faccio tagliuzzare tutti, li faccio spappolare tutti. Almeno cerchiamo di portare avanti un pochettino di onore. Però ragazzi, una battaglia davvero... non era una grande battaglia. Qui le torri ogni tanto lanciano qualche frecciolina in più, fanno qualche vittima in più, potete vedere, ne ammazzano qualcuno. Però non era una battaglia dove la vittoria poteva essere certa. Va bene, io interrompo il video e ci becchiamo tra poco. Ecco ragazzi, una battaglia durata davvero parecchio. Abbiamo perso 568 uomini, gli avversari ne hanno persi 1200, quindi era importante combatterla questa battaglia. Gli sono rimasti appena 40 uomini, quindi meglio per noi. Scusate se ho impiegato molto tempo a analizzare la battaglia, però era la prima, volevo farvi vedere un po' come funzionava un po' tutto. Però la sconfitta è stata onorevole, ma gli abbiamo ucciso 1200 uomini, importante, perché così non riusciranno più a riprendersi. Nel senso, basta qua una piccola unità per mandarli, ecco appunto, vanno via, perché sono stati proprio scossi dalle nostre unità. Potete, quando ci sono battaglie di questo genere, le combatto perché c'è un senso, nel senso possiamo fare danno ai nemici. Facciamo ragazzi l'ultimo turno. Abbiamo subito una razzia anche da queste parti, un nemico ucciso in battaglia e un'altra epidemia a Siscia. Eccola qua, addirittura fame, abbiamo problemi, ribellione imminente nella Britannia superiore, un'altra ribellione anche qui, addirittura. Però potete vedere che il nostro esercito del nord marcerà verso sud per cercare di distruggere questi unni è una parola grossa, questi vandali. Intanto abbiamo un po' di soldi, possiamo, a Lugudum sta per scoppiare una rivolta, come potete vedere. Io ordine pubblico non lo posso bloccare per come siamo messi, perché eccoci qua, se portassi via questo esercito a Mediolanum la situazione sarebbe sicuramente migliore, quindi possiamo portare questo esercito verso nord. Eccoci qua. Questo esercito lo posso lasciare a Mediolanum e questo lo posso spostare qui per cercare di risolvere la situazione dell'ordine pubblico. Va bene. Va bene. Intanto abbiamo 2179, dobbiamo fare qualcosa per eliminare la carestia, quindi da queste parti vediamo un po'. Qua adesso facciamo la fabbrica di mattoni, però qui per esempio possiamo mettere dei campi per avere cibo extra grazie all'agricoltura. Abbiamo altri 1129. Io direi con questi 1129 di regolare la situazione qui nel nord. Per esempio a Camdolium possiamo riparare questa zona e ripristinare quindi il porto. E niente ragazzi, per adesso passiamo il turno, ma solo per adesso. Siamo per adesso qua con queste unità fermi, salviamo e andiamo avanti.
Ragazzi, è un gioco davvero che mi piace tanto. Mi piace di più di Rome 2 per come hanno fatto. Guardate, 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 guardate. Assiscia, assiscia. Sono avversari che tentano di colpirci. Io direi di risolvere automaticamente anche questa battaglia. Ci fanno a pezzi, però si beccano anche loro l'epidemia. Perché a Siscia c'era l'epidemia e sicuramente verranno contagiati anche loro. Quindi vediamo un po' come starà andando la situazione. A Siscia si saranno beccati qualcosa, qualche malattia. I sassoni. Impero Sasanide. Ragazzi, ditemi se volete vedere anche queste piccole battagliette di 400 uomini. Io non le faccio perché avete visto come sono abbastanza noiose contro gli FGD. Va bene, accettiamo i soldi. Avete visto, vi ho fatto vedere una battaglia di prima che era già un pochettino più divertente perché eravamo 400 contro 1200. Però 600 contro 1200. Però dico, vedere 400 contro 1800, 1400 davvero è una cosa... Non vale neanche la pena combatterla, dico. Poi se le volete vedere ve le faccio vedere, dico. Intanto qua ce n'è un'altra di battaglia del genere. Vediamo di combattere. Intanto quell'esercito là sopra si sta muovendo male perché non riesce a essere così veloce. Questi sono velocissimi. Cioè hanno una possibilità di movimento che... Guardate, guardate come si muovono, guardate. Ci fanno passi da gigante. Intanto ci paghe... No, che cosa? Diamo nostra figlia per $300. I Getuli ci dichiarano guerra. I Getuli dal sud, chiediamo aiuto ai nostri alleati. Ho fatto bene, ragazzi, a ritirarmi tutte le truppe nel centro, perché qua ci ritroviamo solo noi ad avere solo l'Italia, veramente, perché in un paio di turni qua ci distruggono tutto. Cioè, ci sarà un altro periodo di decrescita e sicuramente ci sarà poi una crescita più avanti. Tanto qua, vedete, sempre attacchi continui, non possiamo fare nulla, dobbiamo subire gli attacchi. Io dico di raggruppare tutte queste unità in Italia, rafforzare solo l'Italia e dopo che abbiamo rafforzato i nostri eserciti partiamo di nuovo alla conquista, perché così, ecco, potete vedere una ribellione nella Britannia superiore, ecco qua un insediamento razziato da queste parti, bottino perso, insediamenti razziati, logoramento, eccoci qua, in Liguria, Mauretania, un'altra ribellione imminente. Queste unità possono ritornare. Mi scusi signorina, intanto qua questo esercito lo portiamo a Vienna per bloccare il problema principale. Intanto avanziamo anche con questa unità verso questi maledetti. Potremmo avere un aiuto da parte dei nostri uomini, se non sbaglio. Non possiamo averlo, sono qua vicino a Vienna, maledizione, non potete darci una mano. Siamo 700 contro 1600, forse ce la potrei fare, ma è meglio tornare indietro. Questi sono, ecco, io li faccio uscire e li tengo pronti in formazione d'attacco. Così possiamo combattere. Adesso attenzione, l'hanno presa. Ok, a male. Va bene, noi con questa unità ci ritiriamo dentro la città, così possiamo tenere sotto controllo tutto. Intanto io, ragazzi, faccio scappare queste unità dal nord. L'Inghilterra gliela lasciamo perché è inutile. Guardate un po', ci sono eserciti ribelli pronti a distruggerci. Meglio salvare il salvabile. Ragazzi, voi qua queste acque come sono? Pericolose. Io vi faccio arrivare a Londra per adesso, così siete un pochettino trincerati. Da Londra prendete un traghetto e arrivate qui, distruggete questi ribelli e dopo tornate in centro. Ragazzi, la tattica è questa: ritornare alle origini. Ritorniamo solo ad avere il controllo dell'Italia, quindi compresa Sardegna, Corsica e tutto il resto. E il cibo l'abbiamo recuperato. A Firenze campi, a Mediolanum stiamo crescendo. Sì. Genova, cosa possiamo fare qua? Fontana, campi, corpo di guardia. No. 7 di sovrappopolazione. A Ravenna, ecco, delle officine, essiccatoio, fonditore di ferro. Va bene. Ritorniamo, ragazzi, solo all'Italia. Difendiamo i confini e basta per adesso, perché non possiamo fare altro. Gli dobbiamo lasciare tutte le altre città. Almeno questa è la mia idea. Per esempio qua abbiamo quest'altra legione. Questa la facciamo avanzare e la portiamo verso questa zona. Io direi che è meglio far così. Tanto qui abbiamo anche un'altra legione, Augusta Costantina. La portiamo a Cesarea, che è la città principale. Potenziamo questa unità.
lasciamo così, ragazzi. Fatemi sapere la vostra opinione. La mia tattica ve l'ho esposta, è questa: tornare in Italia, fargli conquistare le loro regioni, quelle che intendono, perché spendere questi soldi così un po' a sinistra, un po' a destra, portare un esercito all'inseguimento di unità non è una cosa intelligente. Per me è importante tornare tutti in Italia, magari tenere anche Equa Sextia, magari tenere anche Vienna, questo territorio qua cercare di controllare, tenere un esercito forte nel sud, un esercito forte nel nord, e dopo che abbiamo sanato tutta la situazione a livello proprio economico possiamo ripartire alla conquista. Ma così proprio non ce la facciamo, perché vedete, unità forti di qua, unità forti di qua. In Inghilterra non possiamo offrire supporto perché abbiamo un esercito di 4 gatti, ribelli, ordine pubblico. Non va avanti così la situazione. Qua altri soldati che ci combattono. Dobbiamo tornare in Italia, tutti. Torniamo e ci riposiamo e andiamo a combattere nuovamente dopo che abbiamo migliorato tutte le infrastrutture. Ci becchiamo al prossimo game.